È all'obitorio di Treviso, a disposizione della magistratura, il cadavere del migrante trovato morto nel cassone di un camion diretto a Trieste, fermato per un normale controllo dalla polstrada del COA di Udine, la barriera di Venezia Est. La macabra scoperta nella tarda mattinata di oggi ha portato alla luce l'ultimo dell'ennesimo viaggio della disperazione finito in tragedia. L'uomo, nordafricano senza documenti e dell'apparente età di 30-35 anni, potrebbe essersi nascosto nel vano portabagagli e attrezzi del camion con targa greca arrivato in Italia via mare e sbarcato al porto di Fusina prima di ripartire verso Trieste. Il disperato tentativo di fuga per un futuro migliore in un porto della Grecia dove il camion era pronto per l'imbarco. Al casello di Venezia Est la polstrada ha intimato al camionista, 58 anni di nazionalità greca, di fermarsi. Il controllo, che pareva di routine, ha svelato la tragedia. L'uomo è stato trovato rannicchiato proprio sotto al mezzo e l'autista, sorpreso e sconvolto, ha subito dichiarato di non sapere alcunché e di essere estraneo alla vicenda. La sua deposizione è stata raccolta dalla squadra mobile della Questura di Treviso, che si sta occupando del caso per competenza territoriale. La magistratura ha disposto accertamenti per risalire alle cause della morte del migrante, che potrebbe essere sopraggiunta per asfissia o disidratazione. Chiusa la rotta libica, l'Europol ha lanciato l'allarme sui rischi dei percorsi alternativi utilizzati dai migranti per raggiungere l'Europa, bypassando i controlli alle frontiere. I viaggi nascosti nei vani dei motori e dei bagagli e degli attrezzi dei camion a tenuta ermetica sono estremamente pericolosi per la vita dei migranti. Solo una settimana fa in territorio veneto si è sfiorata la tragedia. 2 migranti nascosti nel cassone di un camion partito dalla Spagna volevano arrivare in Francia, ma si sono ritrovati esausti nel Padovano a Grantorto, dove hanno chiesto aiuto ai carabinieri usando il cellulare che gli ha salvato la vita.